Ed è crisi nera anche per l'autotrasporto, in 5 anni chiuse 531 imprese, l'allarme di Confartigianato. Paolo Sanafarina. La disattenzione della Regione per il comparto dell'autotrasporto delle merci non è più tollerabile. I dati impietosi testimoniano la crisi profonda che avrebbe potuto essere governata già a tempo debito se affrontata con decisione e con strumenti noti e appropriati. Ma nonostante l'insistenza con cui da anni si è bussata alla porta dell'assessorato ai trasporti, l'auspicato piano delle merci in continuità territoriale è rimasto un appello senza risposta. Per far meglio capire le difficoltà del settore, la Confartigianato, il vicepresidente nazionale di settore Giovanni Antonio Mellino mandano ora alla Regione una radiografia impietosa. Negli ultimi 5 anni ha chiuso il 16% di tutto il comparto con la cancellazione di 530 aziende. Ne rimangono 2.700, il 70% delle quali artigiane, con 6.500 addetti, che generano un giro di affari di 1 miliardo e 600 milioni di euro l'anno. Per Confartigianato la continuità territoriale merci significa soprattutto usufruire di corse più frequenti e stabili su più porti, sia in Sardegna che sulla penisola. Oggi il traffico merci è concentrato sulla linea Olbia-Piombino. I collegamenti con navi tutto merci andrebbero invece aperti anche su altri porti quali Genova e Napoli. La continuità merci con il porto campano aprirebbe al comparto dell'autotrasporto sardo nuovi mercati in tutto il sud Italia che per ragione di costi aggiuntivi è tutt'oggi precluso agli imprenditori isolani.